Buon martedì e buon campionato Under 15 amici della Wii Sport. Si riparte con la categoria regionale. Quest'anno al Garden di Mini il Città di Messina apre il suo campionato ospitando la Ionica. La formazione affidata a Mister Grio deve riscattare un anno in luci e ombre, quello della scorsa stagione. Andiamo subito a guardare gli uomini a disposizione dei giallorossi con Rapaglià, Farina, Rustica, Viola, Lorè, Cucè, Mondello, Rizzo, Augliera, Frigione e Aloisi. E questo l'11 iniziale del Città di Messina. A disposizione Previdi, D'Angelo, Liotta, Guglielmo, Tavilla, Amato e Catanzaro. Le due squadre entrano in campo, maglia blu per la formazione della Ionica, maglia rossa invece per il Città di Messina. Tutto pronto e si può partire con il film del primo tempo. L'inizio è confortante per il Città di Messina, subito Aloisi qui a scavalcare un difensore, prova il tentativo, Bartolotta in due tempi fa sua la sfera, ancora il Città col tentativo dalla distanza da parte di Rizzo. Il portiere della Ionica non ha alcun problema di disinnescare, bravo Rizzo qui in verticale per Aloisi, è sempre solo Aloisi, va con la puntina, tentativo da futsal per il numero 11, Bartolotta riesce in qualche modo a mettere in calcio d'angolo, c'è poi un tentativo sul calcio di punizione, il pallone se lo ritrova lì per la conclusione Francesca Augliera, Bartolotta è bravo e poi riesce a metterci la definitiva pezza per mettere la sfera in calcio d'angolo e allontanare il pericolo dal corner successivo, e ancora Rizzo a sfruttare i suoi centimetri, a mettere però il pallone alto sopra la traversa. Alla distanza esce anche la Ionica con questa conclusione dalla distanza, pallone rimpallato dal proprio compagno, poi il tentativo da parte del numero 10 Latto, è bravissimo Rapaglià a mettere la sfera in angolo, qualche minuto e la Ionica ancora pericolosa, sempre con un corner, pallone che viene messo dentro, la sfera rimane lì, tentativo da parte di Maccarone, Rapaglià è bravissimo a mettere la sfera in calcio d'angolo con l'ausilio della traversa, l'estremo difensore del Città di Messina, simbolo di una difesa che non vuole mollare in questa prima giornata. Finisce così il primo tempo, reti bianche al Garden di Mini, 0-0 tra Città di Messina e Ionica. Si comincia con la seconda frazione, ci sono subito cambi per Mister Grio con il numero 15 Guglielmo che rileva sul terreno di gioco Frigione, è proprio Guglielmo a rendersi pericoloso, qui scartando un difensore si allarga sulla sinistra, qui però è un po' egoista e manda il pallone alto sopra la traversa, c'erano tre compagni appostati in area di rigore, il Città di Messina poi riesce a colpire, salta due uomini Aloisi, mette con il destro, il pallone rimbalza malissimo davanti a Bartolotta ed è impossibile per il portiere della Ionica intervenire, vantaggio per il Città di Messina con Aloisi, una dei volti nuovi di questo Città di Messina. Impazzisce il Garden di Mini, festeggia insieme a tutti i compagni il numero 11 che a inizio secondo tempo è riuscito a portare in vantaggio i giallorossi. Continuano i cambi, è il momento anche di Cristian Liotta di entrare in campo. Poco dopo avrà spazio anche il numero 13 Roberto D'Angelo. La Ionica prova ad attaccare, qui la conclusione che sbatte sul palo a Rapaglià, stavolta probabilmente battuto, è stato Pandolfino a provarci, non avrebbe avuto nulla il portiere del Città di Messina, si dispera l'attaccante della Ionica. Il Città si ripone in avanti con il solito Aloisi che qui scarta un avversario con il destro, sfiora un Eurogol. È il momento anche di Mirko Davilla che entra in campo per Rustica. Ennesimo cambio per Mister Grio, tocca a Cristian Amato entrare sul terreno di gioco, qui è come sempre Aloisi a rendersi pericolosissimo in zona offensiva, si allarga sulla destra, rientra con il sinistro, Bartolotta in calcio d'angolo riesce a deviare il pallone, cambio tra gli estremi difensori del Città di Messina, è il momento di Antonio Previdi, classe 2005, corner qui, Lorè, clamoroso errore sotto porta per il difensore centrale, era tutto solo, è riuscito però a trovare la via della rete, lo troverà il gol del Città Messina poco dopo, errore della difesa della Ionica, ne approfitta l'attacco delle Città e Aloisi a trovare la propria doppietta personale e a portare sul 2-0 il Città di Messina con l'ausilio del proprio partner d'attacco, bravissimo il numero 11 della formazione di Mister Grio. Ancora un cambio per il Città di Messina, poi un calcio punizione, il pallone rimane lì per la Ionica e allora ne approfitta il numero 5 Garigali che trova la rete, che riapre la partita. Adesso è 2-1 al Garden di Mini, la Ionica prova a rientrare nel match che sembrava chiuso e ancora il Città a provarci qui con Amato che scarta un avversario ma non c'è più tempo, finirà così, triplice fischio al Garden di Mini, inizia bene l'avventura dell'Under 15 del Città di Messina che vince per 2-1 sulla Ionica nel segno di un grande Aloisi. Un cordiale saluto amici della Wii Sport e alla prossima.